L'opera non fa altro che catalogare un dialetto che è rimasto intatto per secoli, che è ancora una lingua viva nella città, parlata da oltre 50.000 persone, un dialetto che appunto è anche simpatico rispetto a chi lo ascolta ed è riconoscibile, come ho ricordato in questa presentazione al Consiglio regionale del Veneto, perché quando si va anche al di fuori della nostra città si è subito riconoscibili. Ah, tu sei da Chioggia, quindi è un dialetto che è ancora parlato, è molto musicale ed è antico soprattutto, e da quello che abbiamo appreso grazie all'autore Renzo Cremona è una lingua che si presta anche ad essere catalogata e ad avere una grammatica del tutto particolare riassunta in un volume da 1000 pagine, quindi questa è testimonianza del fatto che il dialetto chioggiotto ha una grammatica tutta sua particolare, è una lingua viva, una lingua che deve rimanere ancora nei prossimi secoli immutata. Chioggia è stata al centro di una rassegna di alcune città tra quelle individuate come città della cultura italiana. Purtroppo non si è arrivati alla fine del percorso, ma tra le prime 10 finaliste, quindi un percorso importante che ha dato lustro sicuramente alla città. Infatti sono state girate nella città di Chioggia tante scene di alcune serie televisive, dei film proprio su Chioggia e la sua laguna, e anche degli spot pubblicitari a livello diciamo internazionale. Tutto questo mescolato ad un centro storico bellissimo, ad una storia ancora più antica di quella di Venezia, e una città che mantiene intatto il suo carattere originale, i suoi abitanti che continuano a perpetuare la lingua come appunto una lingua vera e propria di un popolo che è orgoglioso del posto in cui è nato. Noi da 44 anni siamo librai e editori in Chioggia. Quando Renzo ci propose questo lavoro, non ci ho pensato neanche un minuto, gli dissi subito: vai, lavora, crea e poi realizzeremo un grande libro. Ma sai, penso che tu non pensare, fai. E questo libro è stata l'opportunità, questa grammatica chioggiotta, di creare un unicum, un corpo unico, con il vocabolario del dialetto chioggiotto, che abbiamo ristampato in seconda ristampa nel 2011, sempre cura nostra, del Leggio, per cui adesso credo, non dico che sia stata messa una pietra tombale sulla grammatica, però da questi 2 volumi si può partire per dare un seguito in futuro, che la lingua non sia mai dimenticata. È stato creare un libro da zero, perché non esistevano grammatiche del chioggiotto prima di questa, esistevano abbozzi grammaticali, e soprattutto la sfida più grande è stata quella della codificazione della lingua, cioè come si codifica, come si scrive una lingua che è stata eminentemente parlata per secoli. Quindi il lavoro, diciamo, sono stato molto aiutato da lavori fatti precedentemente, in particolare quello di Lorenzo Padoan con i suoi saggioli clodiensi dei primi del Novecento, e con il lavoro del vocabolario di Naccari e Boscolo pubblicato nell'82 dall'editore Leggio. Però poi ho fatto un ulteriore lavoro su queste diciamo normativizzazioni della scrittura, per cui la codificazione è avvenuta seguendo il principio dell'economia dei segni e della chiarezza, per cui è un sistema di scrittura in cui tutti i chiogiotti, o chi voglia scrivere in chioggiotto, tutti i chiogiotti possono identificarsi in questo sistema e lo possono utilizzare, e finalmente farlo leggere correttamente anche a chi il chioggiotto non lo parla. Allora, questo non piacerà ai chiogiotti, ma in questi anni di studi, circa una decina di anni, ho avuto, come dire, le prove tangibili sia dai documenti sia da studi fatti anche sulla proprio la storia stessa delle comunità chioggiota e sottomarinante, che la variante sottomarinante in verità rappresenti la variante più antica del chioggiotto. Si è detto a lungo che il sottomarinante contiene influenze dei dialetti dell'entroterra, ma questo a me non risulta solo dal punto di vista lessicale, perché grazie ai sottomarinanti sono coltivatori, nell'entroterra sono coltivatori, e quindi possiedono un lessico e un vocabolario che per forza devono condividere la matrice veneta, piuttosto che con i chiogiotti, che prevalentemente, ma non esclusivamente, si sono occupati invece di pesca. E quindi anche nell'apparato, per esempio verbale, i sottomarinanti mantengono inalterato tutto il paradigma del condizionale che i chiogiotti hanno logorato e hanno preso anche
dal veneziano, tra cui, non so, per esempio, noi andremmo, in Chioggiotto adesso è andaressimo, i sottomarinanti dicono ancora andaravimo, quindi mantengono intatto tutto il condizionale, che peraltro è lo stesso che usavamo, visto che stiamo parlando di condizionale, usavano i veneziani e i padovani fino a qualche secolo fa, per cui se leggiamo Ruzzante, che scriveva in pavano ai primi del Cinquecento, e leggiamo, che ne so, Andrea Calmo, eccezionale pirotecnico poeta veneziano, anche lui del Cinquecento, tutti questi condizionali in nave li vediamo ancora, e ancora era possibile a Saccafisola, alla Giudecca, sentire questo condizionale fino a un centinaio di anni fa. Quindi il Chioggiotto mantiene inalterate, e il sottomarinante da alcuni punti di vista ancora di più, delle forme che sono completamente sparite negli altri dialetti, e questo grazie al loro isolamento. Sottomarina lo era ancora di più forse, perché poi a Chioggia sono arrivate magari anche prima le scuole, tutta una serie di influenze dall'esterno che hanno fatto sì che l'influenza del veneziano sia stata maggiore.